Buongiorno signor professor Maggi. Buongiorno, come stai? Come sta? Quando la vedo sto sempre un po' meglio di quando non la vedo. Vabbè, io uomo vendetto, tu uomo nazionale popolare. Ma se nazionale popolare, il signor Maggi è sempre simpaticissimo e mi prende sempre un giro. Però devo dire che lo fa in modo così piacevole, Che è vero, che è quasi divertente. diffidare di quelli che ti prendono in giro in maniera piacevole. Ma lei no, ma di lei non è difficile diffidare. No, ma bisogna diffidare di chiunque. Di chiunque. A prescindere. Lei ha un sorriso così aperto. Sono questi che ti fregano. Sai di cosa volevo parlare con te? Io sono, come si dice a Napoli, a sua esposizione. L'altro giorno mi chiama un numero di telefono italiano, magari diffido quando ci sono le fisse internazionali. Hai ragione. E c'è un signore che parla in inglese, naturalmente l'inglese lo mastico pochissimo, gli dico quelle due parole che so, mi mandi un messaggio su WhatsApp che dopo ne risponde Google Translator, ed era uno del richiedenti asilo di Cavanella-Po, che stavano facendo una manifestazione, erano in 50 perché effettivamente, da quello che poi è risultato, non avevano proprio da mangiare da un po' di giorni, non gli davano il pocket money, che sono quei 2,5 €, 3 Certo. E quindi c'era un pochino una sollevazione. Ti dirò che quando sono arrivato poi dopo con le mie telecamerine c'era il spiegamento dei carabinieri, però non c'è stato assolutamente nessun problema di ordine pubblico, anzi è stato gestito per me in maniera eccellente sia da parte dei migranti che da parte dei carabinieri. Detto questo, perché c'è ancora sto vero scoperto dei migranti? Perché io ci ragionavo prima di venire qua da te a prendere lo sprizzetto d'acce. Tempo fa, non moltissimo tempo fa, Meloni ha detto che abbiamo bisogno di 400.000 persone in forza lavoro e probabilmente dovremmo attingere. Però specializzate. Esatto. Ma perché non riusciamo a specializzarli e far venire questi cristiani invece che fanno sti giri della speranza con morti eccetera? Hai ragione, perché Li facciamo arrivare in aereo, gli diamo il posto di lavoro, possono far reddito in maniera regolare, possono portare le loro famiglie. Come lei intelligentemente ha già fatto capire, perché bisogna creare gli hotspot in Africa. Bisogna farli là per accendere l'attenzione, perché aspettare che arrivino e formarli, diciamo che adesso tutti quelli che sono arrivati ormai sono arrivati, quindi è necessario, mi riterrei dire indispensabile, un'attività di accoglienza, formazione, perché E regolamentazione. era collegata, e altrimenti non si risolve il problema dell'Italia, non si risolve il problema loro. Solo che è la nostra, consentimi, è la grande sfida dell'Europa attraverso l'Italia. Sì, ma però in mezzo a questo, ed è rampante, ci sono delle persone che ci stanno speculando sopra. Senza citarle chi sono, però c'è una speculazione in atto su tutti. Purtroppo quella che dici è una grande verità, perché gli speculatori dell'immediato, dagli scafisti ad alcuni operatori musica malato, eccetera, che vuole e altre cose, che vorrebbe i migranti clandestini per poterli gestire in nero e via mente. E diciamo che la predisposizione italiana noi siamo uno strano paese che abbiamo un'enorme capacità di solidarietà e una significativa tendenza a delinquere in modo. Però, mentre noi delinquiamo molto spesso in maniera eclatante, non è che l'Africa la tengono giù e sotto il peso, sotto la spada di Damocle, altre nazioni che vantano di essere, e riferisco, facciamo i nomi, la Francia, Professor Maggi, l'Africa è un paese, pensi che ci sono paesi che hanno la popolazione di cui il 50% è al di sotto dei 30 anni. Provi a immaginare che bomba demografica è nei confronti dell'Europa. Il problema è che ma sono tutte le grandi nazioni, la Russia, anche gli Stati Uniti, la Cina più di tutti gli altri, usano l'Africa come elemento di
di rapina per alcuni aspetti, di rapina del loro territorio, le terre rare. E l'Italia con i suoi circa 60 milioni di abitanti, se l'Italia non avesse l'Europa alle spalle nei confronti di fenomeni migratori di questo genere, non riuscirebbe a fare quasi niente, quasi nulla. E invece la Meloni è riuscita a fare una cosa a cui non era riuscito quasi nessuno l'obiettivo, che è quella di coinvolgere in modo permanente l'Unione Europea. Poi la strada è difficile, lunga, ma l'obiettivo è quello che ha detto lei, e cioè arrivare a creare gli hotspot in Africa per poter creare le condizioni per filtrare, fare arrivare in Europa, perché poi quando vengono nel territorio, quando hanno un documento nel territorio europeo, vincoli, se puoi andare dalla Danimarca, e scusalo per la battutina, di quegli stronzi dei francesi che si stanno i cugini, i nostri cugini, parenti serpenti, a 20 miglia hanno messo cosa, ma non è così. E quindi è la vera grande sfida del post 2000. Allora io chiedo sempre, quando faccio le interviste su aziende, su enti pubblici, cronoprogramma? Cioè quando succederà questo? Perché poi dopo... Cioè in tutto inizierà sicuramente entro un anno da oggi. Quindi... E prima della fine della legislatura con la Meloni con il presidente Meloni probabilmente avremo il primo. Anche perché non c'è altra strada. Non c'è altra strada. Qual è altra strada? È un problema che questo sistema non si pone in gestione. È strana questa situazione, per cui gli africani sono tanti, e magari anche molti sono diplomati o vogliono venire via. Noi avremmo bisogno di energie intonse, fresche. Anche perché molte nostre energie eccellenti ce ne vanno, ma questa è un'altra storia. Questa è una cosa di cui dovremmo parlare. È la fuga dei nostri... Altro bel problema. Però sai, molti ne vanno, molti ne vengono. Mica per ti vengono. No, sulle nostre università, non certamente come i 500.000 che nel giro di X anni sono andati in Inghilterra. Vanno via più che altro le eccellenze, ragazzi che hanno avuto una formazione importante, universitaria, eccetera, e vabbè, ma questo è un altro storia. Quindi comunque è una sfida difficilissima, importante, ma è una sfida epocale, non di oggi e domani, è una sfida epocale, sulla quale se poi posso dirle, secondo me non esistono differenze se non per i radicali degli uni e degli altri, e cioè di chi vuole accogliere tutti indiscriminatamente e di chi vuole mandare via tutti indiscriminatamente. Tolte le due estreme, in mezzo potrebbe sicuramente, ci sono tutte le condizioni perché ci sia un grande accordo tra tutte le forze politiche perché ne va del futuro dell'Italia. Vabbè, quindi positivamente ottimista. Professor Maggi, sono felicissimo di rivederla in questi supermercati, siamo sempre qua. Diciamo che ci ospita il bar del supermercato Aliper, sono gentilissimi. E ringraziamo. E siamo in mezzo alla gente. Arrivederci. Questo spettacolo è orribile. Spaventoso. Disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro.